Sono arrivati in banca con un progetto, si sono spacciati per un'impresa farmaceutica che voleva ingrandire i propri orizzonti e aveva bisogno per questo di 2 milioni di euro. Ad una prima occhiata aveva le carte in regola, documenti contabili, firme e timbri dal notaio, nulla che potesse fare insospettire l'azienda, la Claris Factor del gruppo Veneto Banca, che ha erogato il credito. Nella realtà era tutto falso. Poteva ammontare, se non grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri, anche all'ammontare di 2 milioni di euro. 72 ore dopo che i soldi sono stati accreditati non c'era più alcuna traccia, bonifici e una serie smisurata di acquisti li aveva fatti sparire. A quel punto la banca ha capito che qualcosa non andava, ha ricostruito il giro dei soldi ed ha chiesto aiuto ai carabinieri. Sono stati gli uomini del capitano Eleonora Spadati a ricostruire l'intreccio e a dare un nome e un'identità a tutti gli autori della truffa. Un lavoro paziente durato quasi un anno. A seguito della stipulazione di un contratto di factoring c'era stato il versamento in una prima tranche di 900.000 euro che in soli 3 giorni, tramite l'emissione di bonifici bancari online e il versamento di assegni bancari, erano stati interamente spesi. A finire nei guai 12 persone in tutto, ma non è escluso che il numero possa addirittura crescere nelle prossime ore. 3 di queste per associazione delinquere finalizzata alla truffa e 4 di questi 12 soggetti sono allo stato irreperibili. I protagonisti, tutti italiani, vivono tra la Lombardia e il sud Italia, nei guai non solo chi ha speso i soldi in acquisti di orologi prestigiosi e moto, ma anche chi ha prestato il proprio conto corrente per farli sparire, oltre al notaio e al commercialista che avevano permesso al 43enne milanese di spacciarsi per il titolare dell'azienda farmaceutica con grandi progetti, grandi obiettivi e un bisogno impellente di 2 milioni di euro.